Penalty Awards 2019, sesta edizione. Un marchio esclusivo Play Village. Le nomination quale migliore attaccante del campionato di eccellenza ed invito qui sul palco Antonio Cannavò del Licata Calcio, Roberto Cortese dello Sport Club Palazzolo e purtroppo c'è una defezione, improvvisamente Angelo Caronia del Canicati Calcio è stato impossibilitato a raggiungerci, però insomma è presente nelle nomination. Ciao Antonio. Salve Roberto. Allora, per premiare insomma il bomber dell'eccellenza, per eccellenza, sarà, e lo invito qui sul palco, il presidente dell'AIEC di Trapani, Augusto Onorati. Non dico dalla lontana Trapani, ma quasi. Ciao Augusto, prego accomodati. Consegniamo la busta perché sarà Augusto ad aprirla, è una busta pesante, sai perché? Perché è la busta fatta di gol, no? Perché loro ne hanno fatti anche parecchi quest'anno, pertanto insomma chi vince si porta a casa un premio anche di enorme qualità e quantità. Va bene, allora per l'eccellenza, miglior attaccante 2018-19 Antonio Cannavò. Licata Calcio, Licata Calcio. Consegniamo ad Antonio Cannavò questo riconoscimento. Passo qui perché faccio una battuta veloce con Antonio, nel frattempo ci spostiamo un po' in avanti. Allora Antonio, quanti sono stati quest'anno i gol? Ho perso il conto, no? Tra Coppa, campionato, un Licata stratosferico. No, intanto buonasera a tutti. Ti ringrazio anche per quest'anno che sono qui nelle nomination. È stata un'annata impressionante. Però è giusto e doveroso ringraziare intanto la società Licata che mi ha dato la fiducia, il mister che mi ha dato la fiducia di giocare. Attenzione, il mister è qui, eh? E poi in primis ringrazio i miei compagni perché fare 31 gol è giusto ringraziare loro e ne posso citare qualcuno come Roberto Convitto che è qui. Poc'anzi l'ho detto, no? È stato un giocatore che ha rappresentato insomma colui che lanciava spesso e volentieri le punte. Diciamo un po' troppo, dai. Complimenti ad Antonio Cannavò. Roberto, quest'anno a Palazzolo, ahimè, ma che è successo? Perché siamo tutti un po' spiazzati della stagione dello Sporting Palazzolo. È successo e siamo arrivati secondi. Infatti. Ci tenevamo a vincere, però purtroppo c'è chi è stato più bravo di noi come il Marine di Ragusa, che secondo me poi alla fine ha meritato perché è stata la squadra che ha vinto tutti gli scontri diretti. Quindi? Purtroppo anche per demerito nostro non siamo riusciti a vincere questo campionato perché c'è stato un filotto di pareggi che un pochettino ci ha È quello che poi ha pregiudicato magari la classifica finale. Sì, ci eravamo messi a parecchi punti dalla prima, però alla fine eravamo andati all'ultima giornata Col big match. a un punto. Purtroppo era destinato doveva andare così. Onore agli avversari comunque. Penalty Awards 2019, sesta edizione. Gli atleti migliori, i più importanti allenatori, i dirigenti più bravi. Tutti insieme nell'evento più atteso ed esclusivo del calcio dilettantistico siciliano. Penalty Awards.